Buonasera cari amici e benvenuti anche questa sera a una live speciale di Ildegardo Benedetto Veneziano. Questa sera vi ho portato la nostra simpaticissima e amatissima Ildegardo. Ilde, Buonasera a saluti i nostri tutti. amici, Buonasera. raccontagli cosa è successo di bello oggi. È piovuto finalmente. No, ha piovuto. E poi? E poi cosa? No, di bello. Abbiamo finalmente finito l'impianto elettrico. Finalmente è successo anche qui che è finito il nostro impianto elettrico. Abbiamo fatto l'impianto elettrico e poi stiamo ammettendo la porta blindata nuova e poi Abbiamo cambiato Defender. la serratura. Siamo scoppiati, cari amici, siamo scoppiati, non li abbiamo cambiati noi però. No, è come se l'avessimo fatto noi. Esatto. Insomma, questa sera sarà una serata di. Sottotono? No, Ma no. insomma, non sottotono, però insomma, una persona ci guarda, forse sono io che sto linkando. Sei tu? No, dai, andiamo avanti. Allora, ovviamente prima di cominciare aspettiamo che le nostre amicizie ci raggiungano a questo consueto appuntamento del mercoledì alle 21. Ricordiamo che siamo presenti su Facebook nei gruppi I Casti Sacerdotali, nel gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Questi due gruppi sono stati fondati da noi, ma compartecipiamo anche in radiestesia, radionica, Era famosissima. genese e magie varie, esatto, e che è di Paola Grande. Chiarilli. Paola Chiarilli, scusate. E, anche come si chiama il gruppo di Laura Ciofini? Oh, benessere. Benessere Benessere Bio, Bio. dove anche condividiamo alcuni contenuti, dunque ci trovate veramente in molti gruppi e in diversi posti su YouTube. Ma non solo, abbiamo ormai da anni i canali YouTube dai quali trasmettiamo e nei quali abbiamo raccolto molte condivisioni, molti video che abbiamo nel tempo registrato spiegando trasmettendo anche insegnamenti di Cabala, radionica, radiestesia, astrologia antica, ermetismo, eccetera. Dunque, miglioramento della vita in generale, anche tramite la programmazione del subconscio, per esempio. Dunque, trovate sicuramente molti spunti, molte condivisioni Gratuiti, interessanti, soprattutto. esatto, sono risorse completamente gratuite, così come gratuito è la maggior parte del materiale sul sito www.ilcapitano.altervista.org, dal quale dal 2015 il Marietto Veneziano ha iniziato a condividere circuiti radionici in modo completamente gratuito. Questi circuiti radionici servono, per chi non dovesse conoscerli, tramite le onde di forma a plasmare, modificare i nostri corpi sottili, permettendoci di sintonizzarci su ovviamente frequenze migliori, situazioni migliori e dunque portare miglioramenti nella nostra vita, sia a livello di benessere, a livello anche di stabilità, risolvere problematiche di vario genere, proteggersi a 360 gradi da ogni tipo di difficoltà, aggressione visibile e invisibile. Dunque non vi resta che andare a cercare all'interno appunto del sito, nelle varie sezioni, tutte le dispense che troverete appunto in modo gratuito. Tra l'altro trovate anche dispense di chiriologia, dispense di rituali gratuiti, molto semplici ovviamente, in forma semplificata, e poi la sezione shop. La sezione shop che è quella che c'è la benzina. Esatto. Perché non ci sono pani di Vive l'uomo, uomo, ma però anche di pane. anche il pane serve, fa la sua parte. Grissini, prosciutto crudo, Che noi non salmone, mangiamo che noi prosciutto non crudo e mangiamo. salmone, Però, ma insomma, voglio dire, anche noi viviamo e offriamo dei servizi di alta qualità, di alto prestigiosi, non perché lo dice il Marietto Veneziano,
Anche perché lo dice il legale, giusto? Andate pure a visitare quella sezione per vedere in che modo possiamo aiutarvi. Bene, Bene, detto direi di questo, cominciare i abbiamo saluti. detto tutto, penso hai parlato dei gruppi di Sì, Face, hai ho già parlato detto, che ci sì. vuole il nome, la data di nascita, il No, codice questo non l'ho fiscale, la ancora detto. PEC. Per fare le domande a noi ci vuole un po' tutto, il DNA. Noi oggi rispondiamo solo quelli con l'RA negativo. No, è una battuta. Una Che non ho battuta. neanche capita, ma va Distanze bene. sociali, però Voi fate... distanze sociali, voi lì e noi qua. Ecco, sì, ma inevitabilmente. Inevitabilmente. Allora, Dai, cominciamo con i fate saluti. scherzi. Buonasera Loredana, buonasera Chiara, Chiara, buonasera Laura, Laura. buonasera Chiara, Ah, Chiara. buonasera Italia, buonasera Abbiamo la Pierluca, nostra Italia, ciao Italia, c'è Luca. buonasera Felix, buonasera Valitutto, buonasera Maurizio Antonio. Bene, Felix l'ho salutata. Buonasera Stefania. Allora, Bene, ricordatevi vi nome e data ricordo, di nascita. mi No, lo dice raccomando, lei. dovete mettere nella vostra domanda, nel commento che lasciate appunto per porre la domanda, il vostro nome, la vostra data di nascita, una domanda formulata in modo chiaro Mhm. e eventualmente se la domanda dovesse riguardare una persona a voi cara, dovete mettere anche il nome e la data di nascita di questa persona. Mhm. Per domanda formulata in modo chiaro, intendiamo che non mettiate amore, fortuna, lavoro, e chiaramente non è una domanda, ma semplicemente un nome, un sostantivo buttato là. Ah, è un sostantivo. Eh sì, È un un sostantivo. sostantivo. Allora, non andiamo con i sostantivi, ma andiamo con qualcosa di solido questa sera e partiamo subito con la prima domanda. Via. Allora, la prima domanda è di Laura, 2 Mm. luglio 80. Riuscirò ad ottenere un aumento di stipendio a lavoro? Allora, Laura, faccio una bella domanda. Questa è una Vediamo domanda se riuscirà. post-Covid, post-atomico. L'Italia è campione d'Europa, ce la meritavamo con tutto quello che ci hanno fatto con il Covid, piccolo zuccherino, e vediamo se la Laura avrà un aumento sul suo stipendio. Vediamo un po'. Vediamo un po' i rotolini minigoni post-Covid, ma sempre un po' di più perché si vedono proprio un po' i miei poi, no? Sì. Come no? I Sono nascosti miei, bene. ecco, mascherati dal È più è da reale. 10 minuti che parla che te ne respiro. Si Vai. sente che parlo un po' di diaframma. Ok, via, per la nostra Laura vediamo se ci sarà un... Beh, il messaggio, come lo interpreti? Fammi fare una La, domanda. la probabilità e l'opportunità di cogliere qualche apertura, qualche novità, c'è. Cioè, Dunque è un taglio indicativo in chiave in positiva. chiave Dunque, positiva, in chiave positiva. Adesso vediamo stesa completa per la nostra, perché è esatto. arrivata prima. Beh, dai, su. Qualche difficoltà nel passato, nel presente un po', però ce la sta facendo, non troppo tanto. Mm. Hilde, come la vedi tu? Allora, si direbbe che in passato, nell'ambito lì del suo Lavorativo. lavoro, molte delle sue ambizioni e aspirazioni hanno riscontrato dei Sì. ritardi. Dei E ritardi, non colpi solo, bassi. qualcuno probabilmente è stato Colpi bassi. favorito rispetto a lei, dunque può essere che le Mm. abbia sottratto un'opportunità, un ruolo, l'inizio di un qualcosa. Dunque, diciamo che qualcuno ti ha portato via qualche Cioè, occasione. le possibilità c'erano, però ti ho fatto un piccolo Sì, fallo. sì, sì, c'è stato proprio un tradimento della Cartellino già, sì, fiducia, sì. esatto, sì, qualcosa che non doveva succedere, Allora, hai ma come al presente, solito succede, purtroppo a volte succede tra i vivi. hai La presente, linea vedi presente è che questa. probabilmente tentenna, esita, non sa se chiedere, non chiedere, vorrebbe, ma non, è un po' lì. Però io vedo che sta lavorando molto, molto per cogliere di frutti. Ah, intanto è già possibile che li raccolga, però probabilmente Qualche gelosia di comparto? sì, oppure Qualche colpo basso? potrebbe anche indicare che eventualmente le soddisfazioni sarebbero inferiori rispetto alle giuste aspettative, o Mm. anche quello che magari le è stato detto in Promesso, passato, capito? promesso. Promesso e disatteso perché è la carta dei Perché questa, conti.
e la dei carta deliranti. deliranti è sempre gente che dice cose che non sono O che si vere, demandano, non sono vere, voci di corridoio, no, sono cose che certe cose. portano allarme in Anche qualche di modo. condominio. Sì. Voce di condominio, sapete quelle signore che sono dappertutto, sono i WhatsApp location Esatto. vintage, che però sono micidiali in condominio. Però il futuro come lo vedi? Io lo vedo che a parte qualche attacco, vedo che qualche risultato se lo può portare a Beh, casa. qualcuno ancora proverà forse ad ostacolarla, Sì. però è il tempo giusto. Nel Al tempo prossimo giusto periodo vedrà, otterrai. secondo me, otterrai qualcosa di positivo contrattuale. Poi, Allora, il problema viene dopo, che comunque probabilmente o ti sentirai schiacciata e isolata dalle responsabilità, oppure sentirai anche possibile proprio un isolamento in generale. C'è qualcosa comunque che ti bloccherà un po'. Chiaro, tu otterrai la tua richiesta prima, però successivamente ci sarà un qualcosa che ti porterà a lavorare per mantenere quello che hai costruito fino ad sì. allora. Dunque, qualche piccola prova subito dopo l'ottenimento dell'aumento. Per quanto riguarda l'esito L'esito, definitivo, l'esito è, insomma, si vede che è una ragazza vincente, però, e qua si vede, questa è la carta vincente, la carta vincente esatto, e... ma anche la carta della felicità parla di un successo. Chiaro, uh, sembrerebbe, a vederlo così, un successo comunque sudato, sudato, dato anche, meritato, sì, che ti permetterà anche probabilmente un collega, forse qualcuno che è vicino, ti aiuterà nel realizzare questo obiettivo. perché la qualità c'è. Una donna Esatto. vittoriosa, una donna che ha costanza, una donna Sì, che ha l'unica forza, cosa, allora è vero che c'è la costanza, ma c'è anche la giovane fanciulla, dunque attenta. o sei affiancata da una persona Mm, comunque ancora inesperta e immatura, oppure può voler dire che nonostante ci sia, come dire, una storia, perché è chiaro che non è da poco che sei sul tuo posto di lavoro, però per le mansioni che avrai o la collaborazione che ti verrà proposta potresti essere alle prime armi. Dunque mm. c'è un qualcosa comunque che parla di un esito Positivo, è positivo. positivo perché si vede che sei una donna che ha le qualità per farcela. Esatto. Le sibille ci dicono questo, a me, anche A te, te? anche te, Ci dicono questo a me? a me, a noi, a noi, a A noi, noi. a noi. Va bene, vediamo. La prossima domanda è il prossimo amico. Amica. Allora, la prossima domanda. Oh, aspetta Sono un andato un po' attimo. giù a salutare Stefania. Ok. Vediamo la prossima domanda. E Chiara, 18 aprile 97, vorrei sapere se il colloquio che terrò venerdì terminerà con esito positivo. Allora, Vediamo il colloquio, stasera è serata di lavoro, eh? la Chiara del 97. Allora, Chiara e il colloquio di venerdì. Vediamo un po'. Mischiamo bene le carte perché Sì. civile, vediamo un po' se il colloquio di lavoro andrà bene. Beh, Mm. beh, Mm. Beh, il colloquio c'è. il colloquio c'è, però Mm, mm. ti potrebbero proporre qualcosa che non... Vediamo la stesura, va, meglio Vai, perché vediamo la mi stessa. inserisce, perché ci sono Esatto, questi turbamenti. c'è stato un toccamento. Dai, nel passato sembra che... nel presente, lei ci spera qualche... Ilja, cosa mi dici? Mm. Guarda, lo Allora, faccio dire a lei, va. sì, bravo, ok. Allora, io penso che tu abbia fatto anche più di un colloquio in passato, perché Mm. vedi proprio la carta degli incontri, delle riunioni anche positive sull'ambito lavorativo. Dunque ci sono state delle situazioni che ti hanno avvicinato anche sempre di più nell'ambito del lavoro a quello che un po' desideri. Cioè, vedo svariate esperienze, dunque anche delle buone opportunità che con un po' di scaltrezza, un po' di savoir-faire hai potuto Mm. cogliere. Diciamo che
In questo momento vedi che la carta dell'amica mostra un'immagine di una persona amichevole, sorridente, che mostra, cioè, che indica una sedia, come a invitarti a sederti. Dunque c'è già l'ascolto, il colloquio, però c'è un qualcosa, perché c'è la carta della falsità. Dunque si parte o con una falsa partenza, e dunque c'è un qualcosa che è come se, vedi che c'è anche il viaggio, dunque sembra proprio falsa partenza, mi verrebbe proprio di dire così. Sembra un qualcosa che è molto positivo a parole, ma nei nei fatti, fatti, dici tanto fumo, niente. nei fatti c'è un'attesa, dunque non si sa bene quando, o comunque non è detto che il famoso le faremo sapere, vedi che c'è E lei un'attesa. attende, lei attende E in qua. realtà poi la notizia che arriva non è tanto positiva, ma Mm. non perché sia un no del tutto, ma perché la proposta che ti fanno ti turberà, ti metterà di fronte a una scelta. Mm. Una scelta che comunque non sarà facile da prendere, No, perché probabilmente ti non metterà è, un po' in crisi, ecco, via, non è ti proprio metterà. quello che ti aspettavi. Però lei è una ragazza vincente, guarda un po' qua che. Potrebbe anche indicare, per esempio, che lei fa il colloquio per una posizione e poi le danno conferma non tanto per quella per cui ha fatto il colloquio, ma per qualche altro ruolo, oppure che fondamentalmente potrebbe anche essere che il tipo di contratto poi non sarà quello che ti avevano Esatto, accennato sì. all'inizio, insomma, c'è un qualcosa, vedrai, che non ti soddisfacerà in pieno, e anzi ti porterà un po' una situazione non dico blocco, ma di frustrazione. Dovrai scegliere, pensare, riflettere su questa cosa. Alla fine è probabile che darai esito positivo, perché si vede comunque che viene fuori qualcosa di buono. O sei tu che accetterai, oppure di contro magari rilanceranno con una successiva offerta, vedi che ci sono delle altre opzioni, e comunque sembra che alla fine andrà bene per te. Guarda che belle Però, carte. Però c'è un però, e il però è questo, eh. però è qua che non è Non è bello. chiara la cosa, non è chiara perché Ora io non so, magari, ecco, no, è giovane. è giovanissima, eh. Siamo in Eh, fascia protetta? ma perché questa domanda? No, perché hai detto giovane, scusa, perché se No, eravamo in. non è così giovane da doverla Ah, tutelare ho fino a capito. questo punto. No, allora, Scherziamo, come vedi, sembra che la questione economica, o che un certo tipo di situazione che inizialmente può anche farti piacere, dunque farti sentire anche apprezzata, in realtà poi c'è qualcosa. C'è qualcosina che non va, non va, Esatto. non va, proprio non va e devi stare attenta, attenta qua e attenta qua. Ci sono delle cose Sì, c'è che si qualcosina. allineeranno, cercheranno di mettersi bene al Che ci posto. sono dei rischi Mm. occulti in questa cosa. Sì, Comunque, sembra qualcosa, un fiocchetto intorno a un. vabbè, andiamo avanti. Ovvio. Andiamo avanti, su. Allora, Ciao sembrerebbe, Italia, grazie di essere qui con noi. sì, abbiamo salutata, Sì, lo so, ma Allora, Loredana? Loredana, sì, 16 giugno 73, e Giuseppe 16 aprile 65. Belle Allora, io date. conosco queste due date benissimo. Le conosci? Sì, non ti dice niente il 16 giugno? Uh, Ecco, e il 16 no. aprile era il mio ex marito, dunque Ah, eravamo sposati proprio con queste due date, tranne adesso mi viene mi tira fuori tranne, qui le ruote di scorta. no, 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 tu sei l'amore della mia vita. Allora, Lo diceva anche prima, voi dopo. è sempre l'amore della vita. Eh, Allora, fino a quello dopo, che avete poi si sentito? ravvede, dici no, 8 testimoni oculari, forse no, anche quelli che ascolteranno dopo. una Vabbè. cinquantina. Guarda. Comunque avevamo proprio quelle date lì. È un disastro annunciato dalla Allora, no, prospettiva no, no, io astrologica. volevo tenerla, No, no, allora, no. da una prospettiva Allora non facciamo le astrologica carte, delle no, no, facciamo, cosa chiedi? ma insomma, me lo fai dire.
In astrologia antica, quelle due date hanno una strana combinazione, nel senso che la stella Capo, e per chi non sapesse cos'è la stella Capo, vuol dire che è la prima costellazione attraversata dalla Luna. No, beh, la domanda è la risposta con le Sibili. Ora mi fai perdere 2 milioni di Dai, minuti e secondi, io lo dai, dico dai, così. lo dico. Allora, la stella capo del 16 giugno è Leone, la costellazione di opposizione è Toro, che significa che gli ambiti governati dalla costellazione Toro sono un ostacolo, una difficoltà, vale a dire una prova. Il 16 aprile, come stella capo, e dunque quella che maggiormente raffigura la persona, è Toro. Dunque, essendo una costellazione prioritaria rispetto il valore di opposizione che ha la data del 16 giugno, chi è destinato a soffrire il 16 giugno rispetto al 16 Ha aprile. dovuto alzare gli stipiti delle porte perché non passava più il tempo primavera. Esatto. Infatti io quando perché gli stipiti delle porte così alti? Avevo Eh, difficoltà a passare. Mi sa che avevo dei mal di testa. Va Si bene. chiama sempre, a parte beh, ti Vabbè, abbiamo risposto, non è che Loredana. da un punto di vista astrologico non è il massimo assortimento, Adesso fatti scherzi. anche perché c'è comunque, come si dice, a livello karmico un qualcosa che vi ha fatti incontrare, però è dura per il 16 giugno perché giustamente l'altra figura, cioè l'altra persona è l'opposizione. Esatto. Vediamo comunque con le No, sigle. comunque, puoi andare a abitare in una tenda che non c'è bisogno di stare stipiti. Ma direttamente a A cielo cielo aperto. aperto, è meglio. Dai, a parte scherzi, dai, stiamo scherzando. Allora, Dai, Loredana, vediamo un Loredana e po'. Giuseppe. La vediamo già malinconica. Vorrebbe Vorrebbe, un ritorno di fiamme. vorrebbe tornare a quelli di una volta, a come erano un Mm, tempo. mm, mm, mm. Quello del 16 giugno. Mm. Eh, già iniziamo. E ciao. Ciao. E lei è forte però, è una tipa che non si demorde, una tipa che resta sui suoi... Eh, va, poteva andare peggio. Tu dici che peggio di così poteva andare? Allora, già partiamo con una situazione del Il passato, passato, con vedovo, nemica. mica, mercante. Allora, sicuramente o interferire nel rapporto già nel tempo precedente a questo momento è una donna, probabilmente una donna che ha a che fare con l'ambito lavorativo, di lui presuppongo, perché non penso che possa interferire tramite te, no? Mhm. E dunque già c'è questa forma di rassegnazione da cui partiamo, Mhm. qualcosa anche pesante. Non nascondo che potrebbe anche indicare che questa persona abbia colpito anche in qualche modo, diciamo più occulto. Comunque, al presente, mm, beh, probabilmente state facendo qualche sforzo, non in chiave negativa, No, qualche buono sforzo per cercare di nuovo trovare dei un punti di dialogo, incontro, un dialogo, Forse aperture c'è di anche mente. un'amica che sta cercando di dare una mano. È possibile che qualcuno cerchi di suggerire, di dare un contributo, Mm. anche perché allora, o è un'amica che ha delle competenze legali, una conoscenza che ha delle competenze legali, oppure qualcuno che comunque ha le idee molto chiare e cerca di dare dei suggerimenti. Mm. Potrebbe anche indicare che questa figura è un padre, qualcuno in età molto grande, non più Mm. di primo pelo, ecco. Quello che però vedo è che nel prossimo periodo o riceverete, come dire, una forte contrapposizione da parte di una donna, potrebbe essere una suocera, potrebbe essere una mamma, qualcuno che comunque Anche magari si sotto mette in sotto, mezzo, ma crea anche, zizzania, anche un segreto, magari crea zizzania, magari uno. crea un attacco segreto alle spalle, fatto quanto che non te l'aspetti. Dunque, diciamo che è una situazione un po' particolare. Sarà quasi una prova. Una prova, ma anche Mm. un motivo di ulteriore distacco. Infatti, come Mm. vedi, amore e prigione è proprio come se si blocchi
anche un'eventuale compatibilità E fisica. sembra che siano ottenuto il collante, Il collante qualcosa sono le questioni di interesse economico. materiali, non diciamo denaro, ma Non per forza quello che c'è, ma magari anche quello che va pagato in un due. mutuo, C'è ad un esempio. qualcosa Un che mutuo, comunque per questioni di interesse una può. macchina realizzata. Chi lo sa, però ci Ecco. sono degli impegni che avete preso che vanno onorati, è un po' una situazione così. È una cosa Non che... compaiono, Cose brutte, no, ma nemmeno compaiono, come dire, figli che diventano come la Mm, moneta di scambio, anche mm, se un po' in passato è possibile, però mm, mm, quello mm. che ti voglio dire è che qui ci sono oggettivamente delle difficoltà. Però il finale non è proprio brutto, 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 brutto. Sei d'accordo? Poteva andare Esatto, c'è peggio. qualche ostacolo, non sembra che vi separerete, anche se ora probabilmente ne parlate, È Ma non possibile che a sembra, volte. perché lui penso che sia... Io credo che siano comunque predisposti, almeno in questo momento, o come esito, troverete comunque qualche punto di incontro, diciamo così, forse qualche soluzione, però non sarà tutta semplice, neanche tutto sì, positivo. devi stare attenta perché qui ti spia e poi qua non si capisce bene se è business o sentimento carnale. Io Mm. questo perché vedi lui che pensa alla materialità, c'è dell'affetto, però qui sembra quasi quasi una via di mezzo perché se non usciva questo spiaggio, sembra quasi quasi che lui stia studiando, no? Ha qualcosa a livello, un contratto da fare, oppure potrebbe essere che lui è interessato a livello sentimentale, fisico, carnale, però è più un nemico, non dico Giuda, non dico brutto con Cesare, però voglio dire, non mi fiderei. Mm, C'è un qualcosa, una nota stonata, C'è una però nota sonata, per ora un non retrogusto vediamo. un pochettino alla menta, che Per ora perito. non vediamo una fine di questo matrimonio. Però stenticchia. Perché lei dice come andrà a finire questo matrimonio? Eh, Fine non c'è, c'è mm, un continuare una con qualche sofferenza, prova. esatto, una sofferenza indicibile. Ci siamo? Adesso poi c'è la nuova versione, Sì, stanno il Delta. lanciando il delta del Po, il delta del Draghi, i draghini, no? Certo, poi ci sarà gamma quando Eh, dormiremo tutti profondamente. Allora, allora, andiamo avanti. Chi è che abbiamo qui? la prossima domanda di Felix, Anna, 8 giugno 90. Riuscirò ad avanzare in questo periodo nella mia evoluzione spirituale? Bella domanda, Francesca. Anna, che poi Francesca però alla fine si chiama Anna. Mm, Vediamo se facciamo questi passi a livello Vediamo spirituale. allora se riesce ad avanzare. Mhm. A noi ci fa sempre piacere qualcuno che avanza. Dai, è molto pompata, è molto È anche motivata, slanciata, sì, molto sì. slanciata, molto ci crede. È una donna che ci crede in questa strada che ha intrapreso spirituale. Mm, mm, mm. Vediamo un po' come va a finire. Ha grande speranza, è aiutata anche, si vede. Una donna forte. E insomma, dai, dillo tu, vai. Lo sai che noi possiamo fare anche consulti privati a pagamento 20 euro per 45 minuti? Veramente? Sì, No, non non lo lo sapevi? sapevo. Non lo sapevi? È il tuo Veramente, numero di veramente. telefono, eventualmente c'è qualcuno interessato? 347 8702 622. È il numero di telefono di Legarda, 20 euro per 45 minuti per persone che vogliono approfondire, andare più Sì, in dettaglio. fare più domande o chiarire aspetti. Comunque, rispondiamo allora la domanda di Felix, Che Francesca, Anna, Anna. che parla se il suo Sì, percorso spirituale. progredisce a livello spirituale nonostante il periodo. Beh, adesso vedo che c'era qualche aggiustatina. Nel Ma passato cominciamo dal passato, perché aveva secondo grandi... me si è avvicinata per tormenti personali Sì, a un percorso. Qualcuno l'ha aiutata qualcuno guidandola. di buono anche. Sì, sì, qualcuno anche con una certa elevazione morale e spirituale. Sì, sì. Dunque, E eh, lei era molto...
motivata. È entusiasta ma volubile, ancora con passi incerti in questo mondo. Però adesso c'è La qualcuno mia che cerca di presente. darti una mano, ma non ti fidare ciecamente. Sembra che non siano ancora, cioè questa figura del passato per qualche ragione te la sei lasciata alle spalle, ma adesso se non è questa persona che ha cambiato, cioè magari ha finito il suo compito con te e non è più in grado di offrirti altro e quello che può offrirti adesso non è più adeguato perché le carte mettono in guardia da alcune situazioni che non, Chiaroscuro, che chiaroscuro. potrebbero deluderti e farti soffrire. Dunque non è un Sembra quasi momento. che l'amore vada via perché c'è qualcosa che di nascosto succede. Dunque, questo aiuto che sembra che ti viene dato in questo momento, in realtà ti porterà via delle buone opportunità, delle occasioni, portandoti anche proprio un po' di tormento. Se nella vita hai un fidanzato, potrebbe anche indicare che questo qualcuno in qualche modo interferirà nella tua relazione sentimentale. È vero che la domanda è rivolta alla spiritualità, però non siamo totalmente distaccati da quelle che sono le vicende del quotidiano ed è possibile a volte che certi percorsi spirituali ci allontanino dalle persone che avevamo intorno fino a qualche tempo prima. Dunque c'è una situazione un po' strana che si viene a creare nel tuo presente. In futuro raccogli delle cose, dunque ci sono delle situazioni che rafforzerai e sicuramente delle buone opportunità con dei risultati che ricevi dai tuoi sforzi e dal tuo impegno, ma o verrai criticata, giudicata, attaccata in qualche modo, oppure ci saranno alcuni ambiti che resteranno confusi. Però quello che posso dirti è che sembrerebbe che tutto questo passaggio sia comunque funzionale o necessario perché ti spingerà a intraprendere un percorso di studi, vedi? Un bel percorso di studi che probabilmente durerà anche a lungo e che ti creerà delle opportunità. Dunque, aprirà come lo scrigno dei tesori. C'è qualcosa di bello per te in futuro. Attenzione però che tutte le rose hanno delle. Hanno delle spine, dunque probabilmente riceverai delle informazioni che potrebbero turbarti tanto o notizie, telefonate, messaggi che riguardano un qualche problema importante e potrebbe anche più o meno coincidere con quello che abbiamo detto prima. Dunque c'è un qualcosa che comunque questo percorso porterà anche delle rotture, o comunque la necessità di un rinnovamento che ti piaccia oppure no. Dunque, sicuramente dovrai, come dire, impegnarti molto, dedicarti molto a questa cosa per perseguire i tuoi obiettivi. Più o meno è quello che sto anch'io. Bene, andiamo avanti con la prossima domandina perché stasera mi sento caricato. Mi sento Questa volta caricato. rispondi tu. Quale fa rispondere a me? Perché parlo troppo, parlo io. Allora, abbiamo Stefania. Vediamo un po' la nostra Stefi, vediamo un po'. Ti volevo chiedere se ci sarà un ritorno. Lui si chiama Giovanni, 14 marzo 80, lei si chiama Stefania, 13 novembre del 79. Allora, io sono nato come si dice, nel 14-3 e la mia ex. No, sto scherzando. Però, No. quando si dice se l'è legata al dito. Allora, dovete sapere che con l'astrologia antica. Ecco, quelle sono due date che se non ho le tavole non sono in grado di dire, ma le Ma altre io, le ma conoscevo io, ma bene. io che c'ero quel giorno, so. Allora, dai, Giovanni 80, Stefania 79. Se ci sarà un ritorno di Giovanni. Vediamo se torna Giovanni. Vediamo se torna il nostro Giovanni. Allora, adesso parlo io. Sì, sì. E quando parlo io, tutti tornano. Vediamo un po'. Allora, ci sta a indicare che questo qui ha un sacco di segreti e in più è anche un tipo un pochettino narciso,
che Ah, va, davvero? che è un po' strettino di gomito, che gli piace più prendere che dare, è un tipo che insomma compra le cose di moda, no? Magari se ha anche dei figli, vorrebbero che fossero sempre i campioni senza muovere un dito, insomma quelle cose lì. Sì, ma non è mica il 16 aprile qua. Lo so, però voglio dire, quei soggetti lì, no, che vorrebbero avere sempre tutto nuovo e purtroppo è tutto al top di gamma, però Senza grosso senza sforzo. grosso sforzo. Ma le cose, se non paga il papà, non inonde dal cielo. Allora, vediamo un po'. Quei tipi lì, no? 1, 2, 3, 4, 5. Vediamo se ci sarà un ritorno. Vedo tante lacrime. Allora, vediamo un po'. Nel passato io vedo che c'erano dei blocchi, c'era molto anche entusiasmo a livello sentimentale e fisico, però erano toccate e fuga, io direi, più fughe che toccate, però l'entusiasmo fisico c'era. Però qualche blocco, qualche nemica, magari concorrente, io direi che c'era. Qualche amica ha cercato magari anche di dare una mano, però il bicchiere qua, vedi, era più mezzo vuoto che mezzo pieno. Sembra quasi che l'interesse di Giovanni fosse più un interesse portato alla relazione fisica, non tanto alle relazioni spirituali. E purtroppo non ha portato solamente il fisico, ma ha portato anche delle nemiche. Mhm. Nel presente, purtroppo, no, io qui vedo che c'è un patto, c'è qualcosina, un legame, però vedo che questo legame se n'è andato via anche per colpa di qualche parolina, di qualche, come si suol dire, promessa, di qualche allusione che poi purtroppo si è rivelata un fiasco. Quindi ti vedo molto, molto come si dice, propensa a guardare la persona che se ne va, no? In un certo senso, sembra che, non dico che è scappata, ma dico che praticamente lui ha preso il largo qua proprio per via di bugie o di un patto che avrebbe dovuto mantenere e che non ha mantenuto. Nel futuro io vedo un ritorno in grande stile, questi soggetti sono fatti così, tornano come i postini che suonano sempre due volte, però vedo che questo ritorno porterà un sacco di problematiche perché è un tipo anche, vedi qua, questa linea qua ci fa capire che è un tipo anche legato alla materialità, capisci che ha delle grandi qualità, delle grandi doti, però purtroppo è un tipo che ti farà piangere. Andando avanti, la situazione non dico che migliora, ma anzi, la situazione per via di gelosia, per via di colpi bassi, segreti, anche colpi da lontano, no? Perché la leggerezza sembra che ci siano delle concorrenti da lontano, insomma, la cosa diventa piuttosto spessa, no? E il finire poi proprio da 16 aprile, vedi, ammalato, vedovo, orgoglio e un colpo di fortuna. Cioè la fortuna sta a indicare che se non torna, tu sei una È donna solo fortunata. buono per te. Perché ci sono tre carte che stanno a indicare che questo personaggio nella tua vita, vedi, vedovo, malato, la superbia, porterebbe solamente delle cose che non sono positive e che, come si dice, è meglio perderlo che trovarlo. Quindi, molto probabilmente, io adesso le metto sempre sul modo delicato, sorridere, però vedi, ti vedo piangere e poi lui, vedi, è attaccato a materialità, sa che vale, sa che magari potresti offrirgli qualcosa e lui fa per questo, però vedi gelosia, cose nascoste, attacchi nascosti con altre persone. Insomma, non è proprio quello che si potrebbe definire un tipo di fantasy. Ilde, hai qualcosa da aggiungere? Avrei detto con parole diverse, chiaramente, perché ognuno ha concetti gli stessi. È un 16 d'aprile annunciato. Non Guarda. vedo un ritorno. Mm. Se dovesse tornare sarebbero altri dispiaceri. Anzi, E no, comunque, lui tornerà perché io l'ho visto che torna ancora col fringuellino, però stai attenta, te lo dice il Marietto, a cui abbiamo a fianco una persona che io per qualche tempo gli ho detto stai attenta e non ci ha creduto e come al solito il Marietto aveva aveva ragione. ragione. Bene, cari amici,
E io vi ringrazio di essere stati qui con noi. Potete tornare alla diretta di venerdì alle 21:30 sul mio canale YouTube. Se non conoscete il mio canale YouTube, cercate Hilde Garda e iscrivetevi appunto al canale. Vi aspetto venerdì 21:30, così potrò rispondere alle persone a cui non abbiamo risposto questa sera, sempre che vengano a trovarmi lì, altrimenti poi con Marietto mercoledì prossimo. Eventualmente, se invece volete un consulto privato a pagamento, indicate anche un numero di telefono. 20 euro 45 minuti, chiamatemi al 347 8702 622. Grazie. Esatto, grazie e alla prossima. Ciao.